Euroregione.news. Archivi storici bancari, una convenzione per salvarli. Recuperare, studiare e valorizzare gli archivi storici delle banche nell'ambito di un più vasto progetto di tutela degli archivi dell'industria, per evitare la loro dispersione e distruzione. Fonti che testimoniano storie economiche e sociali di un territorio da consegnare alle nuove generazioni. Per cogliere questo obiettivo, Fondazione Friuli, Università Friulana e Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto un accordo per mettere a sistema potenzialità, conoscenze e competenze, avvalendosi di docenti, esperti esterni e studenti universitari che così possono arricchire concretamente la loro esperienza. A sottoscrivere la convenzione nella sede del rettorato dell'Ateneo Friulano il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, il rettore Roberto Pintone e il soprintendente Luca Caburlotto. I primi interventi riguarderanno il patrimonio archivistico della Cassa di risparmio di Udine Pordenone, ben 450 metri lineari di faldoni detenuto dalla Fondazione Friuli, e l'archivio storico della Banca Popolare di Udine, in fase di acquisizione per un valore simbolico da parte della stessa fondazione, è seguito alla procedura di liquidazione della Banca Popolare di Vicenza e dopo essere stato anche dichiarato di interesse da parte della soprintendenza. Questo caso e altri di fusioni e riorganizzazioni del settore bancario sono indicativi di quali rischi ci siano di dispersione del patrimonio archivistico. La convenzione, ha detto il rettore Pinton, è parte di un progetto più ampio volto alla salvaguardia, al riordino e alla valorizzazione degli archivi di impresa friulani. Oggi siamo qui a sottoscrivere questa convenzione che però, tengo a ribadire, parte di un progetto ben più ampio che mira proprio alla valorizzazione di quelli che sono gli archivi di imprese. Perché veramente questo credo che sia una possibilità che diamo anche non solo di riconoscimento al nostro territorio, ma anche per le generazioni future. Può essere molto importante anche valorizzare tutto quello che è stato fatto nel tempo, portandone e mantenendone la memoria. Per il presidente della Fondazione Friuli, un incontro tra istituzioni spontaneo e virtuoso, un contenitore basato su conoscenze e competenze che attende di essere riempito di contenuti, con la certezza che questo modello di lavoro si possa anche applicare in altri ambiti. Quello che mi ha colpito molto dai primi incontri che abbiamo fatto è stata la spontaneità del progetto, perché l'Università del Friuli, grazie al professor Caffarelli, ha messo in moto l'iniziativa, e questa iniziativa qui in pochissimo tempo ha raggiunto una velocità di crociera ragguardevole, ma soprattutto ha delle mete ambiziose e tutte da scoprire. Quindi si è dato inizio a un progetto virtuoso che deve essere riempito di contenuti che nemmeno noi sappiamo quali potranno essere, ma una certezza l'abbiamo in modo assoluto: può diventare un modello operativo di collaborazione fra istituzioni che può essere applicato anche in altri settori, in altri campi. Un altro aspetto sottolineato dal presidente della Fondazione Friuli è la grande opportunità per gli studenti di fare esperienza sul campo. La seconda cosa, come fondazione abbiamo valutato subito il progetto come una grande opportunità per i nostri studenti. È evidente che dalla collaborazione delle tre istituzioni si crea la possibilità di offrire agli studenti dell'Università del Friuli l'opportunità di fare un'esperienza sul campo, affiancati dalla soprintendenza archivistica con l'università e la fondazione come collaboratori. Ricerca, selezione, studio, tutela e valorizzazione degli archivi storici delle banche come quelli delle imprese sono possibili per la convergenza delle competenze che ritroviamo in questa convenzione, che esprime un lavoro di gruppo. La tutela in particolare si esercita attraverso la dichiarazione di interesse, lo strumento del vincolo che la soprintendenza archivistica è delegata ad esercitare, ha sottolineato il soprintendente Luca Caburlotto. A questa doppia capacità la soprintendenza aggiunge la conoscenza tecnica che condivisa comunque con insegnamenti specifici dell'università, la competenza tecnica per arrivare alla consapevolezza dell'importanza, se ce l'hanno, di questi archivi, e anche procedere con la dichiarazione di interesse particolarmente importante, il cosiddetto vincolo, che tante volte spaventa di più per i beni architettonici solitamente, ma che è uno strumento di
che consente anche quello che è una delle parti di questo progetto, anche di accedere ai finanziamenti e ai contributi ministeriali. Salvaguardia degli archivi per impedirne l'oblio non solamente come opportunità di esperienza sul campo per gli studenti. L'obiettivo è la divulgazione della storia per costruire meglio il futuro. I documenti sono pagine di storia sui quali si è costruita l'economia della regione. Rileggerli può essere utilissimo per la definizione del futuro economico, una strada che ha un nome, ha commentato Giuseppe Morandini: digitalizzazione. Perché oltre il lavoro dei ragazzi della soprintendenza di selezione e valorizzazione del materiale che si mette a disposizione, la digitalizzazione significa ampliare il bacino d'utenza anche a livello di studiosi di documenti che hanno rappresentato pagine della storia che ha portato all'attuale configurazione economica della nostra regione. E io sono convinto che avere l'accessibilità immediata a quel tipo di materiale ci consentirà la rilettura di pagine importanti che possono essere utilissime per le scelte del futuro economico della nostra regione.